Buongiorno, sono con la signora Gina Astagi, buon anno, il cognome che sono nata, e siamo qui con Alessandro a Scordia con molta emozione. Io sono venuta la prima volta in 1966 con la famiglia, con papà Affio Bonanno e mamma Concetta Bonanno a Zara. Adesso loro non ci sono qui più, però noi siamo qui di nuovo. Questa è la terza volta che vengo, siamo venuti di nuovo nel 1983 per il nostro viaggio di nozze e un'altra volta nel 2013 con viaggio con mia figlia Giuliana a Scordia. Qui abbiamo molti parenti, cugini, zie della parte della famiglia Bonanno e della famiglia Zara. E siamo qui per un paio di settimane di raggiungere tutta la nostra famiglia che abbiamo qui a Scordia. Noi veniamo da Melbourne, Australia, però il nostro cuore sempre ci riporta qui in questo bello paesetto Scordia, che era il paese di dove è venuto mamma e papà. È cominciata la sua famiglia in Australia con mio fratello Rosario Bonanno e mia sorella Maria Bonanno Graziano. che noi ovviamente salutiamo. Sì, sì. Mi pare che il fratello forse è venuto anche al raduno, se non mi sbaglio. Sì, Abbiamo sì. fatto il raduno anche tuo padre, tua Sì, mamma. sì, sì. Sono venuti al raduno, tante Sì. generazioni erano presenti in quel È raduno. una bella cosa quel raduno che è stato organizzato da Sam a Zara la prima volta e adesso Continua sempre. Comincia a crescere e ci sono bei memorie e belle storie da raccontare di questo bello paese di Scordia. Siamo molto contenti di essere qui e di raggiungere Alessandro per tutto quello che lui fa, per tutte le scoppiotte del mondo che tramite di lui ci siamo riconnettati. Abbiamo questa gioia di essere qui con lui oggi e di portare i saluti da tutti gli scoppiotti da Melbourne a tutti voi qui. Io spero che un giorno potrò venire a visitarvi, perché per me credo sia una delle emozioni più grandi, perché come citavi tu sei Zara, prima di me in Australia era riuscito a riunirvi. Sì. Io da Scordia nel 2000 mi pare e 20 nel 2020 o 19 sono riuscito ad organizzarvi il raduno lì in Australia, Sì. anche se non ero presente fisicamente. Grazie all'aiuto di Palmira, di Sì. Salvatore Lamagna siamo riusciti a prendere questo locale È vero. e riunirvi. Ora il mio desiderio più grande però è quello di venirvi a trovare. Come ti dicevo prima, non è una cosa così semplice, perché è chiaro ci sono delle spese da Sì. affrontare, anche se tutti questi scordioti o scordienzi che sono lì a Melbourne ovviamente mi hanno detto tu non ti preoccupare per la casa. È chiaro, io non mi preoccupo per la casa, però dovrò affrontare pur sempre le spese Sì. dell'aeroporto, e quindi Sì. dal momento in cui io mi troverò il mio gruzzoletto da Perché potervi no? dedicare, sarò Piano piano. promesso Perché che no? sarò da voi per potervi abbracciare lì nella vostra terra, la terra da cui vi ha dato le risorse, il lavoro, soprattutto ai vostri genitori che hanno, anche lei penso sia figlio di emigrati, no? Sì, i genitori, io sono nato australiano, ma i genitori vengono dall'Alessandria, Egitto. Parliamo l'italiano, mamma e papà ci hanno cresciuto con l'italiano. Fiero, mi piace parlare l'italiano. Per me è un onore a venire qua nel paese di mia moglie, la famiglia di mia moglie, i miei suoceri. Loro oggi saranno fieri che noi siamo qua. A te Alessandro, grazie per tutto che stai a fare, per tutta la gente nostra. Ti ringrazio. Vi ringrazio, credo che questa sia una delle interviste più emozionanti che abbia fatto, sono sincero, in questo lasso di tempo che sono circa 6 anni dalla pagina. Per la prima volta mi sto emozionando pure io, mi sta facendo emozionare anche a me. Grazie. Un'altra cosa in chiusura, ma le tradizioni scordienze ancora lì li portate avanti? Quindi la scacciata, tutti questi prodotti Sì. le fate? Allora. La scacciata che ci ha imparato la mamma, le arancine, io sono famosa per le arancine, le faccio e ho una nipote che si chiama Ayla, 5 anni, e lei sempre mi dice nonna mi fai le arancine, la pizza
Adesso il sugo, facevamo il sugo con papà e mamma, ma il sugo non lo facciamo più, per dire la verità, però in tempi che c'erano loro si faceva il sugo, la salsiccia, il vino, Hai visto? però Infatti. continuiamo ancora. Ma la un po'. cultura scordiota in Australia sta bene. Infine salutiamo tutte. Grazie. Ok, un grande un abbraccio, abbraccio, ciao, arrivederci, salutiamo a arrivederci. tutti. Buona giornata. Ciao. Hi everybody, we're here in Scordia with Alessandro Rizzo. It's very emotional. We come from Melbourne, Australia, but my parents, which is Alfio Bonanno and my mother Concetta Azzara Bonanno, who have now passed on, but we've carried the tradition to come back to their town where they were born and married, and came to Australia and brought us up with the Scordiotto tradition. We've come back to catch up with all our family, our cousins and uncles and aunties that we've got left here. And we're here with Alessandro Rizzo, who has been amazing to keep this tradition going with all these Scordioti that are all around the world, not only in Australia, but all around the world. And I want to thank Alessandro for what he's doing. He's doing an amazing job, and it's very emotional and very amazing to be here with you. This for us has been a wonderful opportunity to connect and meeting Alessandro, and thank him for all the good work that he's doing here in Scordia, and which is highly being appreciated back home in Australia. So Alessandro, ti ringrazio. Grazie Thank you a per voi. tutto che You're state a welcome, fare. you're welcome. Siamo qua a Scordia per forse 2 settimane, ora è come una grandissima festa per me. Enjoy. Thank you. enjoy. And we hope to have Alessandro in Australia, Melbourne, one day with us. Goodbye everybody. Bye bye. Ciao ciao. 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 Saluti.